personalmente possiamo trovarci sempre in ascolto della parola, per poi celebrarla il giorno della domenica. Il nostro percorso continua, il nostro percorso va avanti, siamo ormai oltre la metà del tempo forte della Quaresima. E allora, come sempre, dopo aver invocato lo Spirito, vogliamo iniziare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora, con il canto vogliamo predisporci, vogliamo fare silenzio dentro di noi e sentire proprio la parola che penetra nella nostra vita. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro, dicendo:
conoscerete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato un'abbondanza di parola di Dio, come sempre, come ogni domenica quando noi ci troviamo a celebrare l'Eucaristia, abbiamo tanta abbondanza di parola di Dio. E anche questa sera abbiamo l'occasione bella di soffermarci su quella parola che non è una parola semplice, intuitiva, ma non per questo significativa e profonda, e che sicuramente può far del bene alla nostra vita e al nostro cammino di vita cristiana. E allora farò un po' un'introduzione su quello che è il Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo di Giovanni, che ci sta accompagnando in queste domeniche di Quaresima, per fare poi un collegamento semplice sulla prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dal profeta Geremia, una bellissima lettura. E allora, soffermandomi sul Vangelo di Giovanni, è venuta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo, è venuta l'ora, dice Gesù. Oramai è alla fine della sua azione pubblica, della sua vita pubblica, e comincia pian pianino la sua passione. È venuta l'ora, è l'ora decisiva per la quale Gesù è venuto in mezzo a noi. E in essa si manifesta la nostra salvezza, ma si manifesta anche quella che è la gloria sua e del Padre Celeste, della quale ciò che finora ha compiuto Gesù è stato
ed è una parola che è molto cara anche all'Evangelista Giovanni, è stata un segno, i famosi segni in San Giovanni, pensiamo alle nozze di Cana, ma altri segni. E le folle, alcuni versetti prima, lo hanno appena osannato come Messia, lo hanno accolto in Gerusalemme, l'hanno visto venire su quell'asinello, scena che noi ricorderemo il giorno delle Palme, ma quella folla non l'ha ancora capito. E allora quanto Gesù ora sta per dirci, e lo ha detto, dice qualcosa di sé. Viene confermata quella voce che abbiamo sentito e si è sentita anche nel giorno del battesimo. Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. È arrivato il momento in cui Gesù vuole togliere ogni ambiguità, vuole veramente apparire per quello che è veramente. Addirittura che ci sono dei personaggi, abbiamo sentito, ci sono i greci, che addirittura vogliono vedere Gesù, i greci, pensate voi. Ed è l'antipasto, o potremmo definirlo anche l'anticipo, di tutti quelli che saranno dopo quei greci attratti dalla figura di Gesù, attratti da Lui, quando sarà innalzato sulla croce, quando sarà innalzato dalla terra e quel chicco di frumento, che poi vedremo in maniera un po' più particolareggiata, quel chicco di frumento che muore per essere innalzato sulla croce. Muore però perché cade sulla terra, cade nella terra, deve cadere per terra quel seme per portare molto frutto. Ed è vero perché tutto il mondo seguirà, va dietro a lui, anche i pagani, anche coloro che sono lontani da Gesù. Ma allora mi sono chiesto e vogliamo chiederci chi è questo re? E Gesù rispondendo innanzitutto ai discepoli, ai suoi amici, che sono coloro che gli riferiscono quello che era il desiderio, il bisogno dei greci. E allora chiarisce come lui è re, come si identifica lui come re e dove si fa vedere. Cioè lui, Gesù dice che è il figlio dell'uomo, che presto lo vedremo innalzato sulla croce. Ed è per questo che questa sera il crocifisso è innalzato davanti a noi. Ed è una caratteristica sempre di Giovanni, dell'Evangelista Giovanni, proporci, non solo in questa scena ma anche in altre scene, si dice una visione retrospettiva. Allora, per capirci, è un po' come i gamberi che vanno all'indietro, che corrono all'indietro. Ecco, vede San Giovanni il cammino ormai dalla fine, parte dalla fine per andare all'inizio, con l'occhio però sempre sul principio. Ed è probabilmente anche un modo molto bello, forse migliore, forse unico, per capire una storia. Si parte dalla fine per andare verso l'inizio. Questo è uno stile che troviamo in varie occasioni nel Vangelo di Giovanni. E allora gli elementi di questo brano che ci viene presentato si unificano, sono raggruppati sulla croce, alla croce, dove è il trono di Gesù, dove il Signore regna e da lì ha salvato tutti noi. E ce l'ha ricordato San Paolo domenica scorsa scrivendo agli Efesini: per grazia noi siamo salvati. Ecco che allora nel suo essere innalzato sulla terra, dalla terra, è giunta finalmente l'ora del figlio, finalmente. E anche quel disegno che sta sotto la croce, che forse è stato già inquadrato, verrà inquadrato, quella sveglia, ci ricorda proprio l'ora che è giunta, l'ora di Gesù, ma anche l'ora nostra. Cioè quella di essere rivelato dal Padre, sicuramente. La croce, che è un innalzamento, e a me piace sempre ricordare la croce come universalità. Ci sono due pezzi di legno, un pezzo di legno verticale dalla terra al cielo, ma un pezzo di legno in orizzontale che va da ovest a est, quindi nord, sud, est, ovest, l'universalità della croce. E da lì Dio è morto per amore, per noi. Perché? Perché Dio è amore, ce lo dice sempre San Giovanni in una delle sue lettere.
Quindi se qualcuno ci chiedesse chi è Dio, noi possiamo dire che Dio ha un suo proprio nome, che è l'amore. Gesù ha vissuto una bella esperienza a Betania. Ha vissuto l'unzione a Betania, ha vissuto l'ingresso regale in Gerusalemme, è giunta l'ora della sua glorificazione, del Figlio dell'uomo, che è quella appunto del seme che muore porta molto frutto. Ecco che, stando sempre in un aspetto introduttivo, se negli altri Vangeli, che chiamiamo sinottici, ma sono Luca, Marco e Matteo, il seme, quando sentiamo la parabola del seminatore, il seme è la parola che viene gettata, pensate alle parabole del seminatore, mentre qui quel seme è proprio Gesù. Quel seme è Gesù che cade a terra e muore. E allora alla sua gloria dell'essere innalzato sulla croce è associato chiunque vuole seguirlo sul suo stesso cammino. E dopo l'annuncio della morte come un dono fecondo di vita, perché ciò che cade a terra è perché fecondi la vita, la terra, produca molto frutto, c'è un profondo turbamento anche su questo qua, che richiama, lo sentiremo dopo, l'agonia dell'orto. È come un preannunciare da parte di Gesù quello che sarà l'esperienza nel Getsemani, accostato alla voce di Dio, la voce del cielo, che richiama il primo Vangelo che abbiamo meditato nella seconda domenica di Quaresima, che è la trasfigurazione. Anche lì Dio dice: ascoltatelo, questo è il figlio mio prediletto. E allora, se questa frase ritorna più volte nelle domeniche, ritorna più volte, innanzitutto è veritiera e secondo vuol dire che dobbiamo proprio ascoltare la voce e seguire l'esempio di Gesù. Ecco che allora quella che è l'interpretazione di un Gesù che muore in croce è un'interpretazione fino a un certo punto, perché Gesù è veramente morto in croce. Gesù è morto in croce per amore e per manifestare nel suo trono regale chi veramente è. Chi veramente è. E una caratteristica che associo al Vangelo di Marco, c'è un'espressione che gli addetti ai lavori lo conoscono, si chiama segreto messianico. Cosa vuol dire? Lo troviamo soprattutto nel Vangelo di Marco. Cioè un Gesù che, lo abbiamo sentito anche prima di Quaresima, che dice: io faccio ma non parlate, non ditelo. Perché? Perché arriverà l'ora. E qual è l'ora? È quella della crocifissione. E lì conosceremo chi veramente è Gesù, il Figlio di Dio. È anche un atteggiamento di umiltà da parte di Gesù, di dire: io compio queste azioni, faccio questi miracoli, però arriverà il momento in cui tutti, compresi i pagani, pensiamo al centurione sotto la croce, mi riconosceranno per chi sono veramente. E allora questa è un'espressione, ma soprattutto una bella immagine di speranza, dove tutti noi siamo attratti dalla croce di Gesù. Anche coloro che sono i più lontani, anche coloro che sono gli atei, se esistono gli atei, anche coloro che sono i pagani, coloro che non riconoscono Gesù, ma Gesù attrae. Quel simbolo che è la croce, o meglio il crocifisso, attrae tutti noi. Ecco che allora all'incontro dei greci, quelli che, torniamo adesso al brano evangelico di questa domenica, all'incontro dei greci con Gesù non ha seguito un dialogo. E veniamo da un Vangelo dove non c'è neanche il dialogo, domenica scorsa. Un Gesù che risponde a una domanda, ma dove fa un monologo Gesù. Non c'è un interfacciarsi, pensiamo a domenica scorsa, tra un Gesù e un Nicodemo di notte, ma Gesù espone quello che è il suo pensiero, quello che è il suo modo di vedere, quello che è il suo modo di essere, ciò per cui è venuto, perché la luce è venuta, ma tanti non l'hanno accolto. E allora l'Evangelista fa seguire un discorso, che è quello che abbiamo ascoltato, che viene definito come un carattere redazionale. È un termine prettamente giornalistico, redazionale, però sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che è un Gesù che fa un suo discorso, è un Gesù che si presenta
e dà dei contenuti, e sono contenuti molto importanti, molto belli, sui quali veramente l'invito è quello di ritornare anche personalmente a questo brano evangelico. E il tema fondamentale qual è del brano di quest'oggi? Il tema è proprio l'ora della glorificazione, che è anche l'ora del turbamento, l'ora della croce. Quindi il detto sulla condanna del mondo, che abbiamo sentito e sul quale ci soffermeremo dopo, è l'attrazione di tutti al Figlio dell'uomo. Quindi Gesù mette insieme, parlando della sua glorificazione, che la condanna del mondo sta per avvenire e tutti sono attratti dal Figlio dell'uomo, ma lo vedremo dopo. C'erano alcuni greci, abbiamo sentito. Questi greci non sono dei giudei ellenisti. Cosa vuol dire giudei ellenisti? Perché occorre sempre spiegarsi nei termini. Cioè potremmo, per usare una simbologia moderna, dei fratelli e delle sorelle che sono lontani dalla fede, ma in qualche maniera si stanno un po' avvicinando. Quindi sono coloro che hanno un loro pensiero, magari lontano dalla Chiesa, lontano per tanti motivi, ma in certo qual modo sono affascinati, ed è bello sentire questo, affascinati dal cristianesimo. Ecco, i giudei ellenisti quindi non sono questi, ma sono veramente dei greci che arrivano dalla Grecia. Ma in qualche maniera stanno arrivando, ci dice il Vangelo, a Gerusalemme in occasione della Pasqua. Non è un caso. Questi greci, stanno andando a Gerusalemme per la Pasqua. E allora cosa significa questo nella visione di San Giovanni? Che è il segno, come dicevamo prima, dell'universalità della salvezza. C'è un fondamento storico della missione ai pagani nella vita di Gesù ed è l'anticipo di quello che sentiremo dopo e che lo abbiamo detto prima, lo sentiremo e non ci stancheremo di dirlo, di attrarre tutti al Figlio dell'uomo. Abbiamo sentito due nomi, Andrea e Filippo. Il Vangelo ci dice che ambedue sono di Betsaida, che significa significa casa, Zaida significa pescare, pesca, quindi è la casa della pesca. Sono i due unici apostoli, nella cerchia dei 12, che portano fatalità un nome greco. Non è Andrea e Filippo, non sono nomi semitici, non sono, cioè quindi del Medio Oriente, né tantomeno ebraici, ma sono dei nomi greci. E questi due personaggi, in modo particolare Filippo, lo troviamo quindi come presenza di un nome greco anche quando viene chiamato da Gesù, nel primo capitolo di Giovanni. Oppure, sempre Filippo, lo troviamo in un'altra scena a noi molto familiare, che è la moltiplicazione dei pani, e siamo al capitolo 6. Ed è colui che dirà a Gesù: dove possiamo noi comprare il pane per tutta questa gente? E allora Filippo è un apostolo che è più presente degli altri nelle scene di Gesù. Ed è, insieme ad Andrea, coloro che conoscevano molto bene la lingua greca. Questi greci dicono a Filippo: tu che sei amico di Gesù, noi vogliamo vedere Gesù. Ciò significa che vogliono conferire con Gesù, vogliono parlare con Lui. E certamente la fama di Gesù era arrivata fino a loro, altrimenti non avrebbe senso questo desiderio di conoscere Gesù. E una vera e propria risposta non c'è, né si può richiamare a quello che è accaduto prima, cioè al monologo, al confronto breve tra Gesù e Nicodemo. Anche qui si ripete la stessa scena, non c'è un dialogo. È una prepotenza di Gesù, come dicevamo prima? È un volere emergere di Gesù? No, non è sicuramente niente di tutto ciò. Ma Gesù cerca di rispondere al loro desiderio profondo di conoscerlo, il loro desiderio di vedere Gesù
è considerato segno dell'arrivo dell'ora dell'innalzamento della croce e dalla gloria in cui effettivamente Gesù attrarrà tutti a sé, giudei e pagani. Gesù prende, diremo noi, la palla al balzo per dire chi effettivamente è e che tutti saranno attratti da Lui. Quel verbo, vogliamo vedere Gesù, occorre un approfondimento piccolo, però occorre farlo. Ogni volta che incontrerete nel Vangelo di Giovanni il verbo vedere, in greco orao, non è un vedere degli occhi solamente, ma è un vedere, e qui Giovanni l'Evangelista non a caso lo mette, conoscere in profondità, aderire, credere. Quindi in quel vogliamo vedere Gesù c'è proprio un senso di profondità, di adesione, di credere, anche se credere in greco, pisteuo, ok, ha un altro significato, cioè non si può più di tanto associare al verbo orao, vedere, ma vedere vuol dire proprio con tutto me stesso. Se pensiamo alla nostra fede, che cos'è? La fede è vedere, oltre a essere cammino. E allora i greci esprimono questo loro desiderio a Filippo, ma non direttamente a Gesù. E i greci, infatti, e possiamo essere anche noi tra questi, accederanno a Gesù come? Mediante i discepoli. Ecco che allora la figura di Filippo è questo, come dire, noi nella storia, la storia della Chiesa ci insegna, noi accederemo a Gesù tramite i successori degli apostoli, che sono i nostri pastori. È venuta l'ora, dice Gesù al versetto 23. Prima di questo episodio, in più occasioni, Gesù aveva parlato in maniera repentina dell'ora, che solo il Padre conosce l'ora e che non era ancora venuta l'ora. Ora, quest'ora, scusate questo gioco di parole, quest'ora è venuta ed è l'ora della glorificazione del Figlio dell'uomo. Allora il tema della gloria e dell'innalzamento è legato al titolo del Figlio dell'uomo, in cui risuona probabilmente anche l'innalzamento e la glorificazione di un passo dell'Antico Testamento che è il servo di Yahweh. Chi è il servo di Yahweh? Siamo nel libro del profeta Isaia. Siamo verso la fine del profeta Isaia, il capitolo 52, il terzo Isaia, come è chiamato dagli addetti ai lavori. E questo autore del libro del profeta Isaia dice questa espressione: ecco il mio servo, avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Il servo di Yahweh faceva riferimento proprio al Messia. Gesù ha in mente questo, perché Gesù conosceva le scritture e anche lui perché sarà innalzato sulla croce. Poi Gesù prosegue in maniera solenne. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ecco, in questo versetto è riportata proprio una breve parabola o una similitudine sul grano di frumento, cioè che è riferita all'ora di Gesù. Ci accorgiamo quanto importante sia l'ora di Gesù. Lo sentiremo anche dopo, l'ora di Gesù è venuta e quell'ora è quel chicco di grano che caduto in terra, se non muore, non può portare molto frutto. E allora dopo questa bella introduzione solenne di San Giovanni, in verità io vi dico, il tema del grano si trova, come dicevamo prima, anche negli altri Vangeli, nel Vangelo soprattutto di Marco, dove parla del granello di senape, oppure parla del seminatore di grano, è il grano che cresce da solo, quindi è una parabola che ha certamente, perché trovandola in più Vangeli,
ha una valenza, ha una base storica, cioè ha un fondamento di verità. Però qui il tema trattato, rispetto a quello di Marco, degli altri evangelisti, il brano trattato è un po' diverso. È il portare frutto attraverso la morte e quindi anche una predizione di quella che sarà la morte imminente di Gesù, che trova proprio il suo corrispondente nella conclusione: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E quell'espressione che a me piace molto, di ecologiche, Mosè che non sa parlare, ma chi sono io? Perché io che sono una mezza cartuccia, proprio di me hai bisogno, Dio? Sì, ho bisogno di te. Dio che si fa e che dà positività, che dà coraggio all'uomo, ma anche relazioni, quindi di alleanza spirituale. E qui mi vengono in mente la lettura anche del Cantico dei Cantici, oppure le relazioni tra due fidanzati o tra marito e moglie, nell'alleanza nuziale. E il brano di Geremia suggerisce proprio un orizzonte anche ulteriore, quello della nuova alleanza. Teniamo presente che questo brano è una delle possibili scelte per il matrimonio oggi. Una coppia di sposi può scegliere come prima lettura questa del profeta Geremia, la nuova alleanza, questa nuova famiglia che nasce e che viene a creare una nuova alleanza, benedetta da Dio. E il profeta Geremia ha ormai davanti a sé, tanto per collocare la prima lettura anche a livello storico, perché è anche importante questo, ha davanti a sé le ore fatali, le ultime ore di Gerusalemme, che è stata diroccata e conquistata dalle truppe babilonesi e da un re che si chiamava Nabucodonosor, nome un po' strano, siamo nel VI secolo avanti Cristo. Quindi non c'è un bel clima in Gerusalemme, anzi tutt'altro. E lo sguardo del profeta si fissa per un istante sul passato, sull'alleanza del Sinai, ecco l'alleanza che ritorna. Quando appunto il profeta guarda il passato, quindi pensa a quando Dio ha dato a Mosè le 10 parole incise sulla pietra, ma il profeta guarda al futuro, alla svolta che ci potrà essere, ecco la speranza di cui noi abbiamo bisogno, alla speranza di nuove relazioni tra Dio e il suo popolo eletto, Israele. Sta, dice il profeta, per instaurarsi un'alleanza nuova, sigillata dalla tipica formula della mutua fedeltà e dell'appartenenza tra i due alleati. Io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Può a noi dirci poco questo, ma se letto alla luce del Vangelo, questa è una rivoluzione che il profeta porta. Porta la novità, e la novità è rilevante ed esplicita in due dati fondamentali. Il primo dato che possiamo sottolineare, ed è anche il più sorprendente, è che Dio non scrive più un'alleanza, come ha fatto con Mosè, su tavole di pietra, sul Sinai, ma Dio stipula un'alleanza dove? Ecco la novità, sulla carne, sul cuore umano, cioè nella coscienza di ogni uomo e donna di questo mondo. Dio stipula un'alleanza, una berit, con il cuore dell'uomo. Dio stesso entra nell'uomo, irradiandolo come farebbe la luce del sole, con la sua grazia quindi irradia il cuore dell'uomo. Sarà lui stesso, Dio, a svelarsi al cuore dell'umanità, a sostenerlo perché non abbia più paura di cadere dove? Nell'infedeltà. Il popolo di Israele, anche il secondo libro delle cronache che abbiamo letto domenica scorsa ce lo ricordava, Israele più volte ha voltato le spalle a Dio. Anche noi tante volte
voltiamo le spalle a Dio. Anche tante volte noi ci vergogniamo di essere cristiani, anche noi tante volte non siamo di buon esempio, però questo non viene a portare meno quello che è stato sigillato, l'alleanza con Dio. E il secondo spunto, il risultato, è la conseguenza di questa alleanza fatta nel cuore dell'uomo. Se Dio stesso agisce all'interno di ogni persona, perché così fa, non sarà più necessaria una struttura esterna di tante norme, di tante punizioni, di richiami, perché ognuno di noi aderirà a Dio e alla sua volontà all'interno del suo cuore per amore. Quindi non ci sarà più bisogno di strutture esterne, non ci sarà più bisogno di un devi fare, ma quello che tu potrai fare sarà e partirà dal tuo stesso cuore. Conoscere, nel linguaggio biblico, è proprio questa adesione amorosa che coinvolge tutto, l'intelletto, la tua volontà, la tua ci metti. Questo significa conoscere Dio. E per fare un rimando a quello che vivremo il giovedì santo, quindi l'ultima cena, quando Gesù, fatalità, ecco, tanto per dire che la parola spiega la parola, come dicevano i padri della Chiesa, la sera dell'ultima cena, sul calice del vino, Gesù cosa dirà? Proprio quello che ha detto Geremia. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Vedete che nulla è messo a caso, tutto ha una spiegazione. E il sacramento cristiano, il sacramento per eccellenza, i sacramenti, è proprio la celebrazione. Pensate all'Eucaristia quando partecipiamo o quando partecipiamo a qualche evento, al matrimonio, a un'ordinazione. Il sacramento è la celebrazione proprio efficace di questa presenza divina all'interno dell'uomo. E anche perché penso che molti che sono presenti adesso tramite YouTube, molte sono famiglie, anche il matrimonio cristiano partecipa, come dicevamo prima, a questa nuova alleanza. Voi, mariti e mogli, avete stipulato una nuova alleanza. Nell'amore di due sposi brilla quello che è l'amore divino. Nel vostro cuore Dio scrive parole, le sue parole di salvezza, di gioia e di pace. Per arrivare poi e proseguire al versetto 25 del brano evangelico, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Questo detto è riferito ai discepoli. Gesù si sta riferendo ai discepoli, ai suoi amici. E anche nei sinottici, alla predizione di Gesù della passione, seguivano dei detti un po' duri. Metteva delle dure condizioni del discepolato. E questo detto, riportato da San Giovanni l'Evangelista, sembra essere un po' estraneo a quello che troviamo nei sinottici e sarebbe più vicino, secondo gli storici, secondo gli studiosi, alla versione originale. Lo ripeto, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. La propria vita è la propria persona, sei proprio tu, è la tua vita, è la propria esistenza terrena, questa esistenza, non altre. E qui Giovanni usa i verbi in forma dialettica. Cosa vuol dire? Parla di amare che corrisponde al perdere la vita. Parla di odiare e conservare per la vita eterna, tan tan. Un po' come 1-2, 1-2. Questa è la forma dialettica. Amare, odiare, lo troviamo in molte espressioni semitiche, lo troviamo anche nel Vangelo di Luca. Il discepolo di Gesù è chiamato a seguire il Maestro nella sua via della morte in croce.
anch'egli, anche il discepolo, deve accettare, anch'io devo accettare di morire per poter conservare la vita in maniera autentica. Chi si chiude nella vita terrena di questo mondo e la considera un assoluto, perde la sua vita. Capiamo bene che parlare in questi termini al giorno d'oggi nessuno ci seguirebbe. Parlare in questi termini ti illudi se tu stai rinchiuso nella tua vita, se non ti apri, se tu non manifesti quell'amore che Dio ha seminato dentro di te, ma lo tieni dentro. È una vita persa, è una vita non donata. Chi invece si apre, ecco la novità, la nuova alleanza, la novità di Gesù, chi si apre alla prospettiva delle cose ultime, all'escatologia diremmo noi, escaton, le cose ultime, della vita eterna, e relativizza la propria vita in questo mondo e la considera però, consideri proprio la tua vita in funzione della vita eterna, tu conservi la vera esistenza, quella aperta al futuro di Dio. Meno egoismo e più altruismo. Gesù dice: se uno mi vuol servire. Anche questo è un detto sul discepolato, come quello di prima, coniugato proprio sul tema del seguire Gesù. Se. In più occasioni ci siamo detti, anche gli incontri, Don Sandro spesso ce lo ricorda, che Gesù fa sempre proposte libere. Gesù non obbliga nessuno, se vuoi seguirmi devi servire. E colui che serve Gesù deve seguirlo non per un po', ma fino alla morte, fino ad odiare la propria vita. Ma il servire, nello stile evangelico, porta a una ricompensa. E questo duro servizio a cosa ci porta? A essere dov'è Lui, nella dimora del Padre. Come Gesù, in più occasioni ce lo manifesta anche oggi, così anche tu, anch'io, non devi preoccuparti del tuo onore, non devi preoccuparti di apparire, non devi preoccuparti di essere sempre al primo posto, perché questo ti verrà dato dal Padre e sarà la sua gloria celeste e sarà la sua piena rivelazione a glorificarti. Proseguendo, Gesù fa una menzione a quella che sarà l'attimo dopo, cioè il Getsemani, l'orto degli ulivi. Gesù parla di l'anima mia è turbata. Dice per 2 volte, siamo ai versetti 27 e 28. Padre, lo cita 2 volte suo papà, l'Abbà. Salvami da quest'ora. Lo sentiremo quando passi da me questo calice. Ritorna alla glorificazione. Ma dice anche, proprio per questo sono giunto a quest'ora, e Padre glorifica il tuo nome. Ecco che questa è una formulazione giovannea per manifestare l'abbandono alla volontà del Padre, ma un abbandono totale di Gesù al Padre. E venne allora una voce dal cielo, e questa voce non è quella che troviamo nell'Antico Testamento chiamata l'eco della voce di Dio. È come quell'eco che sentiamo quando andiamo in montagna, che magari per tanti motivi facciamo un grido verso un burrone, verso un paesaggio e sentiamo l'eco. Ma l'eco è quella voce sottile che proviene da alto nel linguaggio ebraico. È proprio quella voce da Dio, bat da Dio. E allora qui è invece la vera e propria rivelazione diretta da Dio, cioè non c'è un mediatore, non c'è un qualcuno che fa da interprete, è Dio direttamente che parla. E dice: l'ho glorificato e lo glorificherò. Usa il passato e usa anche il futuro. Cioè il passato si riferisce alla gloria che il Padre ha dato a Gesù mediante i segni
i famosi segni di San Giovanni, e mediante la stessa rivelazione. E lo glorificherò sta a significare che da lì a poco Gesù verrà glorificato sulla croce e con la sua risurrezione e con il dono dello Spirito Santo, in cui Gesù attrarrà tutti a sé. E allora questa voce, che proviene direttamente da Dio, corrisponde bene al desiderio iniziale dei nostri amici greci di vedere Gesù come segno e speranza di una salvezza universale. Fanno una domanda non direttamente a Gesù, ma la pongono a Filippo. Gesù fa un suo, chiamiamolo monologo, e poi c'è l'intervento del Padre che esaudisce questo bisogno da parte dei greci. Ma un altro componente è la folla che compare. Quindi non si parla più di gatti. La folla, questo assembramento, per usare un termine a noi familiare, questo raggruppamento di gente un po' di tutte le categorie, la quale si divide, anche non altro, chi è più sensibile, chi meno, ma si divide, di fronte a quella che è stata la rivelazione di Dio, dimostrando giustamente di non comprendere tutto, non possono comprendere tutto. E dicono, ma cos'è sta voce? È stato un tuono, è stato un temporale. Allora il tuono nell'Antico Testamento era sempre considerato la voce di Dio, il tuono. Ma un'altra fascia di folla dice, ma no, non è stato un tuono, sarà un angelo che ha parlato. Ecco che questo angelo di cui ho parlato riflette quella che è, uso una parola difficile ma si intuisce, l'angeologia nel Nuovo Testamento. Cosa vuol dire? Mi faccio capire meglio. Il Vangelo di oggi, se l'avete letto, parla di un uomo che per 38 anni era lì fermo a una piscina di Bezzatà, siamo a Gerusalemme, e che aspettava di andarsi a fare il bagno. Perché? Siamo nella Gerusalemme vecchia, siamo all'inizio della Via Dolorosa. Se qualcuno è stato interessante o ci andrà avrà occasione di vederla. A fine 800 hanno fatto questo scavo e hanno trovato questa piscina. Il Vangelo di oggi ci dice che questa piscina aveva 5 portici. Infatti troviamo 2 bacini con in mezzo un muro e 5 portici. All'inizio di questo bacino, o piscina, chiamiamola pure piscina, c'erano dei scalini, sui quali scalini erano seduti tutti i disgraziati del tempo, storpi, malati, ciechi, coloro che stavano male. E aspettavano che scendesse l'angelo, ecco l'angeologia del Nuovo Testamento, che scendesse l'angelo e che l'angelo muovesse l'acqua. Ecco perché questo uomo del Vangelo di oggi, che per 38 anni aspettava di andarci, c'era qualcuno che correva più forte di lui e non faceva in tempo ad entrare, perché valeva una volta sola, e guarire. Allora vediamo che anche il Vangelo di oggi ci parla di un angelo, il Vangelo di domenica prossima ci parla di un angelo, l'angelo è sempre presente e anche in altri episodi che conosciamo, l'Annunciazione di Maria in Luca. Allora Gesù rettifica un po' l'incomprensione della folla, porta un po' la folla, come dire, ho colto che avete capito poco, detta così volgarmente, però vi riporto all'intuizione in generale, interpretando la voce come un segno. Gesù poi parla di mondo. Per ben 2 volte Gesù lo nomina nel versetto 31, siamo verso la fine. E qui è un segno negativo il mondo e indica proprio il complesso delle potenze mondane che sono contro Dio e contro suo figlio Gesù. Stando attenti che nel Vangelo di Giovanni la parola mondo ha sempre una valenza abbastanza negativa e parla anche del principe che è venuto nel mondo nel momento della condanna, cioè dell'annientamento del dominio sull'uomo. Chi è il principe di questo mondo? È colui con il quale Gesù si confronta. Detto
Detto più semplicemente, è il diavolo, è Satana, è il maligno. Gesù in più occasioni non sfugge il male. In più occasioni, pensate alle tentazioni, pensate a quando Gesù scaccia lo spirito impuro nella sinagoga, pensate a quando Gesù è in croce, lo sentiremo il giorno delle Palme, il Venerdì Santo, dove Gesù viene tentato dal maligno a scendere dalla croce. Ma possiamo parlare anche dell'angelo delle tenebre. Abbiamo ricordato prima gli angeli, quelli buoni, per capirci, ma ci sono anche delle presenze degli angeli non buoni nelle tenebre. E dove troviamo gli angeli delle tenebre? Non li troviamo nel Nuovo Testamento, li troviamo in altri reperti, che sono i reperti di Qumran. Quando sarò innalzato da terra, ecco l'unico passo in cui Gesù è innalzato da terra ed è legato direttamente al Figlio dell'uomo. L'essere innalzato da terra significa l'innalzamento sulla croce, ma anche l'innalzamento alla gloria dopo aver in maniera abbastanza chirurgica approfondito questo Vangelo, con una storia che non è mia, ma che volevo condividere con voi. Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto da nere nubi. Quest'uomo era incapace di credere alla bontà, soprattutto non credeva alla bontà e all'amore di Dio. Un giorno, mentre errava sulle colline che attorniavano il suo villaggio, sempre tormentato, quest'uomo era un bravo uomo dagli occhi limpidi, si accorse che lo sconosciuto aveva l'aria particolarmente disperata e gli chiese: «Che cosa ti turba così tanto, amico mio?» «Mi sento immensamente solo». «Guarda, anch'io sono solo, eppure non sono triste». «Ma forse perché Dio ti fa compagnia?» «Sì, caro mio, hai proprio indovinato. Io invece non ho la compagnia di Dio, non riesco a credere al suo amore. Com'è possibile che ami gli uomini Dio uno per uno? Com'è possibile che ami anche me?» Il pastore fa a questo amico: «Guarda laggiù, vedi il nostro villaggio, gli disfinestre di ogni casa?» L'amico risponde: «Sì, certo, vedo tutto questo». «Allora, caro amico, tu non devi disperare, perché il sole è uno solo, ma ogni finestra della città, anche la più piccola e la più nascosta, ogni giorno viene baciata dal sole, nell'arco della giornata. Forse tu disperi perché tieni chiusa ancora la tua finestra». E noi vogliamo aprire la nostra finestra del cuore al crocifisso, a un Gesù che è morto in croce per noi. Dopo questa meditazione ci avviamo alla fine raccogliendo quella che è il testamento di Gesù che Gesù ci ha lasciato. E allora invito tutti coloro che sono collegati, coloro che hanno resistito fino adesso, a recitare insieme la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E su tutti noi che abbiamo partecipato a questo momento di approfondimento della parola, su coloro che sono i nostri ammalati, su coloro che stanno soffrendo nel corpo e nello spirito, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.